e pronti a combattere, guidati da tutte quelle virtù stoiche che rendono gloriosa la vita. La libertà è sempre libertà dalla paura. Paura. La libertà è sempre libertà dalla paura. Questo sentimento irrazionale e ingovernabile che imbriglia la nostra volontà e ci rende vulnerabili alla continua ossessione di ciò che sarà domani e di ciò che di brutto e di male potrebbe accadere. Per sconfiggere le nostre paure dobbiamo anzitutto combattere la madre di tutte le paure. Qual è la paura più grande dell'uomo? La morte. Ma la morte non va temuta, bensì affrontata. Meglio una vita breve ma libera, e talvolta ancor meglio se coronata da morte eroica, anziché una lunga vita da schiavi, da morti che camminano. Avete paura della morte? Ma siete vivi? Non ha alcun senso rimanere schiacciati dalla paura. No. Dobbiamo soltanto combattere. E la nostra arma più grande è la volontà, la volontà, la volontà, la volontà. Siamo solo di passaggio in questa vita. Pertanto, in attesa di ricongiungerci con l'universo da cui tutto ha origine, dobbiamo concordare con la sorte anziché subirla, andare incontro al proprio destino con fiero coraggio, armati della più grande conquista morale, la volontà, e pronti a combattere, guidati da tutte quelle virtù stoiche che rendono gloriosa la vita. Libertà significa non essere schiavi, e in un mondo di schiavi ufficiali combattere, la volontà. Soltanto così, liberi tra nati liberi, saremo finalmente liberi!